Nei giorni scorsi a Cison di Valmarino si è concluso Artigianato Vivo, rassegna dedicata agli antichi mestieri. Per le vie del borgo gli artigiani, provenienti da tutta Italia, hanno dato prova delle loro capacità. Cristina da Soler, assessore turismo del comune di Cison, ci svela i numeri e le curiosità di questo evento. Questa è la 31esima edizione di una rassegna che oramai è conosciuta non solo a Cison di Valmarino, non solo in provincia di Treviso, ma nel Veneto ed anche d'oltre. Raccoglie quest'anno oltre 250 artigiani che espongono non solo le loro opere, ma la propria arte. In tutti gli angoli di Cison, in tutti i borghi, c'è chi lavora la pietra, chi lavora il legno, chi impaia le sedie. Ed è un miracolo che attrae ogni anno centinaia di turisti. Siamo arrivati l'anno scorso ad avere 300.000 visitatori e quest'anno le cifre già parlano di una media di circa 20, addirittura 30.000 visitatori in una giornata. Un miracolo cisonese che per me, che sono una cisonese e l'assessore di questo comune, devo dire che il miracolo non sta tanto di chi vedo lavorare l'artigiano dentro una bottega, ma quanti stanno dietro e non si vedono, e sono tutti gli abitanti di questo meraviglioso comune che si danno da fare e in oltre 800 sacrificano le loro vacanze per rendere possibile tutto quello che voi vedete qui. Gli artigiani che ci sono in questa mostra vengono scelti con cura dal gruppo Mostra della Proloco di Cison di Valmarino, che si occupa dell'organizzazione insieme a tutte le altre associazioni del paese, e vengono scelti in oltre 500, vengono visti e visionati oltre 500 artigiani da tutta Italia, quindi diciamo che abbiamo una presenza forte di artigiani veneti, ma di artigiani che provengono oramai da tutta Italia e che ambiscono a partecipare a questa manifestazione, che significa dà la misura di quello che è il successo e il prestigio di questo evento.